24 novembre 2014 dal Circolo Stella Azzurra per la nona giornata di Serie A, la sfida tra la Venere in Bikini e il Mr. Jeff. Questa sera la Venere in Bikini è venuta anche con 10 uomini, quindi 2 panchine. Arriva Eusebi col destro! Sempre lui, il capitano Andrea Eusebi, vantaggio della Venere in Bikini. Manovra lenta, Tonetto, la palla gira e quasi entrava. Princigalli, attenzione, si può accendere il numero 10, ancora Princigalli col mancino, scarsella in qualche modo, poi Anello a porta vuota praticamente, è il gol del 2-0 della Venere in Bikini, lo segna questa volta Mirko Anello. Non c'è un momento di pausa ora, Tonetto per Marazzina, la palla arriva in qualche modo incredibilmente a Parisi, Parisi che entra in aria, la mette dentro, Marazzina da 2 centimetri, poi Tonetto alto. Cross dentro deviato e la tiene in campo Lorenzo Princigalli che la dà dietro ancora per Andrea Eusebi. Sempre il capitano, si alza la palla col destro, la mette all'angolino basso, questo è il gol del 3-0 per la Venere in Bikini. Lorenzo Princigalli, sempre lui Princigalli, da Anello con il tacco, Anello per la Lanata. 4-0 per la Venere in Bikini, segna anche Marco Lanata. Qui la palla rimane in campo, Marazzina la riapre il Mr. Jeff, una sfera che sembrava uscita, viene poi addomesticata da Massimo Marazzina e messa nell'angolino dove nulla può il portiere avversario. Attenzione qua, troppa sicurezza del palo, ancora dentro, troppa sicurezza della difesa della Venere in Bikini, arriva prima un palo e poi il gol facile facile del numero 11 Alessandro Rossi. La terza rete, palla per Marazzina che l'appoggia a Tonetto, Massimo Marazzina la passa a Max Tonetto, coppia di 1000 avventure, è il gol del 3-4 del Mr. Jeff. Eusebi libero, Lanata fa tutto da solo, troppo da solo, serve ora il capitano, ci sono 2 giocatori liberi dall'altra parte, Eusebi però non vede nessuno, va sempre lui, prende la traversa, prova lui per Marazzina, Marazzina riesce a stopparla, ma ecco che arriva il triplice, fischio dell'arbitro, la Venere in Bikini vince con un brivido finale, 4-3 questa sfida che era diventata importantissima per loro. Infatti abbiamo commesso alcuni errori nel primo tempo, poi nel secondo tempo c'è stata la reazione, abbiamo giocato da grande squadra, cosa che è mancata nelle ultime 2 partite, perché anche nelle altre, pure se avevamo perso, avevamo mostrato grinta e carattere, quello che c'è stato oggi al secondo tempo. Il campionato è lungo, quindi ci sta tutto il tempo di recuperare e continuando con questo spirito che abbiamo messo oggi nel secondo tempo possiamo andare avanti. Guarda, diciamo che hai detto bene tu, siamo partiti bene nel primo tempo, abbiamo fatto subito 4 gol, uno dietro l'altro, poi è finito il primo tempo molto bene, 4-0, poi il secondo tempo siamo rientrati come se avessimo avuto un po' paura del risultato, dovevamo continuare su quella scia ma non siamo riusciti, abbiamo avuto qualche difficoltà come stiamo riscontrando quest'anno a differenza dell'anno passato, però diciamo che questi 3 punti sono stati 3 punti fondamentali per noi, quindi bene così al di là del risultato di 4-3 insomma.